Grazie Ugo, siamo naturalmente qui in sala stampa, fine partita, come ho detto già prima, con grande emozione abbiamo commentato questa grande vittoria del Carbonia in compagnia qui di mister Mariotti, al quale naturalmente faccio i miei complimenti. Ma i complimenti hanno fatto i ragazzi, io sono l'allenatore ma oggi mi hanno sorpreso, non me lo sarei mai aspettato. Hanno fatto un primo tempo di intelligenza, sono stati intelligenti a aspettare il momento opportuno, abbiamo colpito il giusto. Il secondo tempo poi siamo rimasti in 10 per la nostra ingenuità all'ultimo minuto e il secondo tempo mi hanno sorpreso, oltre per l'acume tattico perché non abbiamo concesso poco e nulla, ma per il cuore che ci hanno messo, hanno fatto una gara che non me la sarei mai sognata. Insomma, una Torres, oltre ai meriti ovviamente come ho descritto anch'io in radiocronaca diretta del Carbonia Calcio, che ha giocato una grande partita, una Torres forse un po' dimessa a prima giornata? No, la Torres è una delle grandi favorite di questo campionato, no dimessa, siamo stati anche bravi noi, poi chiaramente loro il secondo tempo 2 gol sotto, un uomo in più si sono un po' innervositi, non trovavano gli spazi, noi abbiamo chiuso tutto bene gli spazi, ma io sono sicuro che la Torres farà un campionato importante perché è allenata bene, perché è una società storica, perciò sono convinto che loro faranno il loro, ma oggi penso solo al mio, degli altri non mi interessa niente, penso ai ragazzi che ho l'onore di allenare, mi hanno regalato una grande soddisfazione, penso che hanno regalato una grande soddisfazione loro ai tifosi del Carbonia e niente, oggi mi godo questo momento Renato, il calcio ti regala tante gioie e una di queste gioie immense me l'ha regalate oggi. Davvero complimenti mister, adesso Carbonia prossima partita impegnata alla Nusei. Assolutamente sì, ci mancherà anche Piredda, ma dopo recupereremo Piredda, recupereremo Cappai, recupereremo Somare Mossaci, avremo Tetè, ci divertiremo. Quello che avevo detto io, voglio questa squadra qua che ha cuore prima di tutto e poi ne riparleremo da qua a 2 o 3 mesi. Grazie a mister Mariotti, linea che può tornare a regia, poi sentiremo anche il mister della Torres.